In onda la rassegna stampa. E beh, io avrei voluto essere Leroy, sì, lo confesso. Questa era Irene Cara con Fame, anno di grazia 1980, che qualcuno di voi probabilmente ricorderà anche come ben prima di Maria De Filippi questa fosse la colonna sonora di una famosa pubblicità sempre nel 1980 del Ciao della Piaggio. Ve la ricordate? Anni Ciao, e c'era sto Ciao che andava in giro, un Ciao Pix credo, ne avevo uno pure io, 150 kg fa però, ne avevo uno pure io e questo andava in giro con Fame di Saranno Famosi. Beh, è diventato famosissimo il Ciao, che dire di più. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la penultima puntata supplente del sottoscritto di oggi, giovedì 28 agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre.
Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'Onda Libera di Giulio Cainarca con le supposte del sottoscritto. Dai, ne sono rimaste ancora 2 scatole, una per oggi e una per domani. Poi finiamo la cura, promesso. La rassegna stampa che io per altre 24 ore sono titolato a condurre in sostituzione del nostro immarcescibile Semivarin, che ritroverete lunedì 1 di settembre alle come si dice, alle ore 8:30, videopillole e molta altra bella roba ancora. Voglio salutare in regia il nostro Frank. Frank, grazie per avermi accompagnato in questo agosto assurdamente afoso. Oggi per fortuna piove. Grazie anche per aver sopportato insomma le mie scelte musicali e insomma ce l'abbiamo fatta ad arrivare fin qui, quindi grazie. E poi le nostre solite coordinate, a cui incrociamo 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292947222 per il telefono, quando lo dirò io, e cioè segnatamente dopo le ore 10, mi raccomando. Allora, bella e buona gente, intanto vi dico che oggi c'è un sacco di carne al fuoco, Meloni e Salvini al meeting di Rimini, la sparatoria ahimè di Minneapolis nella scuola cattolica, la droga a Bologna col sindaco che ha deciso di aiutare i dipendenti da hashish dandogli il bong per fumarsela, straordinario, vero? Sapete, una volta al paese mio c'era un medico e un bel giorno c'è andato un signore di una certa età, io ho assistito a questa scena. C'è andato questo signore di un'ottantina d'anni, gli ho detto: dottore, dandogli del voi, perché in Calabria ci si dà del voi, soprattutto gli anziani usano ancora il voi alla francese. Dottore, sentite, io ho 83 anni e fumo, vorrei levarmi il vizio di fumare. Ah sì, disse lui, non vi preoccupate. Aprì il suo pacchetto di Marlboro, gliene mise una in bocca, gliela accese e gli disse: e ora levatevi il vizio, continuate pure. Quindi, come vedete, il sindaco di Bologna ha fatto la stessa cosa. Il Gambiano stupratore, signori, quel galantuomo, si fa per dire, che ha stuprato una povera donna a Roma, a quanto pare è recidivo, ci sarebbe un altro stupro ascrivibile a questo signorino, e il PD che è andato a incontrare quelli di Mediterranea, il film di Sorrentino, La Grazia a Venezia, che supera tutte le polemiche pro pal o meno pal dell'inizio della manifestazione, e si parla finalmente di cinema, di società. Il CTS con i vaccini è un verbale acchittato, a quanto pare, scrive la Verità. I ragazzini di Milano che hanno messo sotto quella povera donna con una macchina rubata, il figlio della vittima dice: adesso espelleteli dall'Italia. Zaia che vuole mettere il daspo contro i turisti cafoni, perché quest'estate la cafonaggine non ha mancato di imperare. E poi chiuderemo con una cosa allegra, con Gerry Calà, capito? Perché parleremo della capannina e dell'acquisto del leggendario locale toscano da parte di Giorgio Armani. Va bene, cominciamo subito quindi con le agenzie, andiamo a vedere se i più veloci della luce, l'ANSA, eccola qui. E l'ANSA si apre con l'Ucraina. Purtroppo l'Ucraina sotto attacco nella notte, a Kiev 4 morti, 24 feriti, tra le vittime 2 bambini. Il ministro degli interni Klimenko si scava tra le macerie, estratte vive 3 persone, colpiti edifici residenziali, distrutto completamente un palazzo di 5 piani, danni alla rete ferroviaria. Di spalla la scoperta, eurodeputata e consigliera vittime del forum sessista. Ancora negli Stati Uniti, Minneapolis, spari a messa in una scuola, morti 2 bimbi, sul fucile le scritte morte a Trump e Israele. Il meeting di Rimini, Meloni si prende il popolo DCL, piano casa per le famiglie. La decisione, la cognata di Impagnatiello deve risarcire la famiglia di Giulia, la signora si era comprata 2 mesi dopo la morte della povera Giulia
la macchina di Impagnatiello, che era servita come orribile trasporto funebre della povera Giulia insieme al suo Tiago, perché vi ricordo che Giulia Tramontano era incinta di un bambino che si sarebbe dovuto chiamare Tiago, e la signora, insomma, la signora cognata di Impagnatiello, a quanto pare ha acquistato questa macchina in modo tale che, dicono i giudici, così si sarebbe ridotta l'entità delle cose possedute da Impagnatiello, che sarebbe risultata alla fine nullatenente, quindi al tempo di pagare eventuali risarcimenti alla famiglia Tramontano non avrebbe avuto soldi. Bocca mia, taci forte. L'annuncio a Rimini: nuovo piano casa, prezzi calmierati su acquisti e affitti, aiuti a giovani e famiglie, fondi privati per edilizia popolare. I casi, boom di influenza in Australia, sarà pesante anche in Italia. Pregliasco, in arrivo mix di virus, vaccinarsi anche per il Covid. Merz vara un nuovo servizio militare in Germania, la Russia è la maggior minaccia. Diamo un'occhiata anche alla BBC, la BBC che apre con l'FBI che indaga sulla sparatoria a scuola a Minneapoli e la ritiene un crimine d'odio contro i cattolici. 2 bambini sono stati uccisi quando un aggressore ha aperto il fuoco attraverso le finestre della chiesa dell'Annunciazione che si trova in città. Ne parlano anche i giornali italiani, però a questo punto noi preferiamo darvi gli ultimi aggiornamenti direttamente dalla BBC. Questo è un pezzo di questa mattina all'alba. Una sparatoria in una scuola a Minneapoli che ha lasciato morti 2 bambini e altri 17 feriti è sotto inchiesta e sotto indagine da parte dell'FBI, che la ritiene un crimine d'odio contro i cattolici. L'FBI, dice la direttrice Cash Patel in un post su X, sta indagando questa sparatoria come atto di terrorismo domestico e crimine d'odio che colpisce i cattolici. I 2 bambini di età 8 e 10 anni sono stati uccisi quando un aggressore ha aperto il fuoco attraverso le finestre della chiesa dell'Annunciazione giù in città nella mattinata di ieri, mercoledì, e questo mentre i bambini stavano seguendo la Santa Messa. L'aggressore, che è morto sulla scena per una ferita autoinflitta da arma da fuoco, è stato più tardi identificato dalla polizia come il 23enne Robin Westman. Papa Leone XIV, il primo papa americano, è stato tra quelli che hanno espresso cordoglio per le giovani vittime, dicendo di essere stato profondamente addolorato dall'attacco. Il capo della polizia, Brian O'Hara, ha detto ai giornalisti: questo è stato un atto deliberato di violenza contro dei bambini innocenti e altre persone colpevoli semplicemente di celebrare i riti del proprio culto. La forte crudeltà e la vigliaccheria di sparare dentro una chiesa piena di bambini è assolutamente incomprensibile, ha anche aggiunto. A proposito del commento fatto dalla Patel, appunto dalla direttrice dell'FBI, O'Hara ha risposto che il Dipartimento di Polizia di Minneapolis sta conducendo l'investigazione con l'appoggio delle agenzie federali e naturalmente seguirà le prove dovunque esse potranno portarli. Le autorità al momento non hanno dato un motivo ufficiale o comunque un motivo un'ipotesi di motivo per questa aggressione. La polizia ha iniziato a ricevere delle telefonate con richieste di intervento per una sparatoria poco prima delle 8 ora locale, le 13 ora di Londra, le 14 in Italia, mercoledì. L'aggressore si è avvicinato al muro di fianco della chiesa, che ospita anche una scuola, e ha sparato decine di colpi attraverso le finestre utilizzando 3 tipi di arma: un fucile a pompa e una pistola. Inoltre la polizia ha trovato una bomba fumogena sulla scena del delitto. I funzionari stanno investigando se il sospetto ha sparato all'interno dell'edificio o se tutti i colpi sono venuti da fuori della chiesa, sottolineando che non sono stati trovati i bossoli né tantomeno le scatole di cartucce all'interno. Ho potuto sentire boom boom boom, ha detto PJ Mad, che vive vicino alla chiesa e stava lavorando da casa nella mattina di mercoledì, ha detto al Wall Street Journal. All'improvviso tutto questo all'improvviso ho avuto
l'illuminazione, era una sparatoria. Quindi lui è corso verso la chiesa dove ha visto 3 scatole di cartucce sul terreno. Un bambino di 10 anni che è sopravvissuto all'attacco ha detto alla televisione affiliata alla CBS, WCCO, che il suo amico lo ha salvato dai colpi semplicemente perché si è steso sopra il suo corpo. Io ero circa 2 posti più avanti rispetto alla vetrata della chiesa, ha detto. Il mio amico Victor mi ha salvato perché si è steso sopra di me, ma lui è stato colpito. Il mio amico è stato colpito alla schiena, è andato in ospedale. Io ero estremamente spaventato per lui, ma penso che adesso stia bene, ha detto. La chiesa dell'Annunciazione, che si trova in un'area residenziale di Minneapolis Sud, accoglie studenti tra i 5 e i 14 anni nella sua scuola. La madre dell'aggressore, Mary Grace Westman, che in passato aveva lavorato presso la scuola, secondo una newsletter scolastica del 2016. Un post su Facebook dice anche che lei si era ritirata dal ruolo nel 2021. La polizia ha trovato una nota che Westman figlio, l'aggressore, aveva pensato di pubblicare online nel momento della sparatoria, l'aveva già preparata. Gli investigatori hanno cancellato tale post. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha detto che il presidente Trump e la sua amministrazione hanno espresso le loro più profonde e sentite condoglianze e offerto assistenza. Ha detto anche che la situazione è troppo comune non solo in Minnesota ma anche in tutto il paese, aggiungendo che spera che nessuna comunità o scuola debba nuovamente attraversare giornate come queste. Trump ha detto dopo che la bandiera americana sarà posta a mezz'asta alla Casa Bianca come segno di rispetto per le vittime. Lo stesso è stato deciso anche da Tim Walz per il come si dice, per il Minnesota, ed è stato chiesto anche ai comuni cittadini, quelli che in America espongono generalmente la bandiera americana fuori, per esempio nella backyard, il praticello dietro di casa o davanti casa, di metterla a mezz'asta in segno di rispetto per i bambini. Andiamo a vedere adesso i quotidiani di oggi, Avvenire, il quotidiano dei vescovi, ecco la fotonotizia, la vedete, Stati Uniti, un giovane incensurato è entrato con fucili e pistole nella scuola cattolica dell'Annunciazione e poi si è tolto la vita. Minneapolis spara e uccide i bambini a messa. Il Fatto, Meloni a tutto campo attacca i giudici e Netanyahu, non possiamo tacere, reazione sproporzionata. Passiamo al meeting di Rimini. Famiglie, piano casa per le coppie giovani, l'annuncio della Premier al meeting dopo la standing ovation, l'opposizione, propaganda. Di spalla l'annuncio ai Merz, la Russia fa paura, Berlino rafforza la difesa con la leva a chiamata. Intanto AfD è primo partito in Germania, vedremo poi Roberto Giardina da Berlino. Medio Oriente, nuovo appello del Papa, subito il cessate il fuoco, no all'esodo di Gaza. E poi ancora migranti di terra, i cimiteri degli invisibili lungo la rotta balcanica, aree interne dopo la lettera dei vescovi, pressing per una svolta. Il Corriere della Sera, anche qui col meeting, la Presidente del Consiglio accolta al meeting da un'ovazione, l'incrocio mancato con Salvini, casa e tasse, i piani di Meloni, Israele si fermi, uccisioni inaccettabili, irrilevanza UE, ha ragione Draghi. Di spalla, Minneapolis, 17 i feriti, shock negli USA, uccide 2 bimbi durante la messa della scuola. Ancora l'attacco russo, pioggia di droni sull'Ucraina, parla Mario Monti, Trump e Putin contro l'Europa. Sempre di spalla il caso, immagini rubate e ritoccate, la Premier, Schlein e le altre, foto delle leader sul sito sessista. Il processo, si intestò l'auto del killer, ha aiutato Impagnatiello, condannata la cognata. Fotonotizia a centropagina, Biennale, applausi alla grazia con Servillo capo dello Stato, Sorrentino la politica, Venezia al via. Armani compra la capannina e affetto, la svolta per il locale dei VIP a Forte dei Marmi, qui lo stilista conobbe il socio Galeotti. Adam, il suicidio con ChatGPT, questo ragazzo di 16 anni che si confidava con l'intelligenza artificiale. Dio santo, vi rendete conto? Si confidava con una macchinetta che funziona col principio, diciamo, della media delle opinioni, che fa una raccolta di dati, quindi una macchina che non ha anima, non ha coscienza, non ha nulla,
Prima ha raccolto le sue confidenze e poi l'ha aiutato ad ammazzarsi. Gli ha dato i migliori consigli per ammazzarsi. Vi rendete conto l'alienazione e la disperazione a cui sta giungendo questa società? Il Fatto Quotidiano, lacrime tardive, acclamata al meeting anche contro i giudici, Meloni al 22esimo mese, Israele si fermi, standing ovation, fuffe e bidoni, tutte soluzioni pagate coi soldi di chi lavora, pensioni, bonus, TFR, le 3 fregature estive, annunci farlocchi, l'assegno anticipato con la liquidazione, il bonus di Giorgetti, 3 mesi in più per l'età d'uscita, resta solo la Fornero peggiorata. Il Giornale, ovazione al meeting di CL, tasse, migranti e Gaza, Meloni lancia la fase 2, la Premier, aiuti al ceto medio, case alle famiglie, sbarchi, basta giudici politicizzati, Israele esagera. Il pizzicotto di Giorgetti, banche e il Tesoro studia la tassa sul buyback, svolta nella TV europea, Mediaset sfonda in Germania, ore al 62% di ProSiebenSat 1. L'intervista Irene Pivetti, ridotta sull'astrico mangiato alla San Vincenzo, fotonotizia al centropagina, eccolo qua, Massimo Moratti è in terapia intensiva, le ore più difficili, ricoverato per la polmonite. In bocca al lupo, Mr. President. Il Tempo, eccolo qui, bel titolo dedicato a Giorgia Meloni, l'EDM, Lady Middle Class. La nuova sfida del governo Meloni, ora attenzione al ceto medio, piano casa, sgravi per le famiglie, giù il costo energie per le imprese, sulla giustizia senza politiche, standing ovation alla Premier. Gli obiettivi di Salvini, il capitano traccia la rotta, subito ponte e pace fiscale. Il sottosegretario Durigon, il TFR, rendita per la pensione, ecco perché guadagnano tutti. La Francia al bivio, la lunga battaglia di logoramento di Macron, anzi Micron. Leva obbligatoria in Germania, il generale Tricarico, perché non è una buona idea? E bacchetta Lavrov, Trump pronto alla guerra economica contro Mosca, il caso Facebook, il prof contro gli ebrei, l'ambasciatore, tempi bui. Sua Eccellenza l'ambasciatore Peled, vi annuncio che domani alle 9:35 sarà nostro gradito ospite della rassegna stampa. Le relazioni pericolose, l'inchiesta del Tempo sbarca negli Stati Uniti e in Israele. Che ci fa la sinistra con Hamas? Ah, saperlo. La lettera degli elettori al PD, la sveglia del popolo Demmaelli, ora basta con l'antisemitismo, la casta di Bergoglio e gli eventi di Leone XIV, solo giornalisti selezionati, e beh, quelli che scrivevano le cose giuste con la passata gestione, ovviamente. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, tirata di capelli di Prodi a Schlein, la sinistra con te non esiste. C'è la Schlein che guarda un Prodi perplesso e gli dice: e se te dico che c'ho fico in Campania e tridico in Calabria? Risposta di lui: me coglioni! Oggi una medaglia ampiamente meritata per Osho, non che le altre giornate non vada così, ma oggi merita davvero. La Repubblica, Israele è andato oltre, UE verso l'irrilevanza, Meloni applaudita al meeting di Rimini, ora siamo più affidabili, attacca i giudici, lancia un piano casa per le famiglie dei giovani, salpa per Gaza la flottiglia, mai così grande. E ancora Schlein, uno spot che dimentica le vere emergenze del paese, c'è questa intervista puntutissima alla leader del PD, cioè quella di una sinistra che non esiste, come dice Prodi. Spari in una chiesa a Minneapolis, uccisi 2 bambini, 17 feriti. Poi abbiamo Tony Servillo che fa il presidente della Repubblica e ricorda molto Mattarella, solo che lui c'è il toscano in bocca, ma che Mattarella non fuma. La grazia di Sorrentino, i dubbi di un presidente, Venezia Cinema. Ancora Armani si compra la capannina, mito dell'estate, sul sito sessista invece le foto rubate delle politiche. La Stampa, il consigliere del Papa, Gaza un genocidio, il cardinale di Algeri incaricato per l'Islam, Israele usa la fame come le bombe, per la striscia la Casa Bianca chiede aiuto a Blair. Tassa sulle banche, ecco il piano, manovra, caccia alle risorse, Palazzo Chigi e Tesoro studiano un prelievo sul riacquisto delle azioni da parte degli istituti. Meloni, ovazione al meeting, aiuti per la casa, basta giudici politicizzati, l'Europa rischia l'irrilevanza. Di spalla la deriva, il caso, la deriva di Trump, i silenzi del mondo, Natali Tocci, fotonotizie a centropagina, Sorrentina al festival, ispirato alla grazia di Mattarella, un uomo che uccise la moglie malata, i tormenti del presidente.
La Verità, esclusivo nei video, riunioni che grondano imbarazzo, verbale del CTS aggiustato per rifilare vaccini ai ragazzi, molti membri contrari a dare AstraZeneca sotto i 60 anni, è pericoloso. L'incontro si chiude senza l'ok, ma poi Locatelli aggiunge una frase che di fatto dà il via libera dai 18 anni, proprio l'età di Camilla Canepa, uccisa dall'iniezione. Interrogati dagli inquirenti, gli esperti si trincerano dietro una barriera di non ricordo. Fotonotizia a centropagina, un'estasiata Elly Schlein, PD, partito dinastico, invece di cacciare i cacicchi, la Schlein arruola pure i figli. Ne scrive Mario Giordano. Poi il sindaco di Bologna regala le pipette di crack ai drogati, l'amministrazione di sinistra farnetica di riduzione del danno, perché così i tossici non consumeranno il devastante stupefacente con strumenti artigianali. Lisei, Fratelli d'Italia, vogliamo denunciare l'Epore, il quale intanto mette il cibo halal nelle mense scolastiche. Lo psichiatra, un errore, così si incentivano anche i gesti violenti. Perizia del Tribunale su Palazzopoli, volontà politica del Comune di violare le norme sul paesaggio. Ovazioni per il Premier dal meeting, Meloni, UE in crisi, ben arrivati. Salvini attacca ancora Macron. 2 colpi agli ecofanatici, quest'anno crollato il numero di morti provocati da catastrofi legate al clima, questo ce l'ha detto già il professor Alimonti a Capitaneria di Porto qualche giorno fa, andatela a cercare nel nostro archivio, e poi i costruttori di auto si pentono, tutti da Ursula per bloccare il Green Deal. Via alla Mostra di Venezia, il bel film di Sorrentino che forza la mano sull'eutanasia. Libero, discorso con viste elezioni, Giorgia lancia la volata, avviso ai giudici sull'immigrazione, non ci impediranno di governare il fenomeno. Allo studio con Salvini un piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, nuova strategia fiscale, in arrivo interventi a favore delle famiglie del ceto medio. Fotonotizie centropagina, guardateli come sono belli, delegazione del partito di Elli a bordo della nave Mediterranea, che tristi i selfie dem sulla barca dei migranti. Eccoli qua, questi sono quelli che vorrebbero vincere le elezioni nel 2027. Le follie della giunta Lepore, fumi crack, a Bologna il PD ti regala la pipa, che è un po' come dire lavori in nero, viene Tridico in Calabria e ti dai il reddito di cittadinanza, mi pare giusto. La decisione del comune, si contiene il danno, il centrodestra, no, si favorisce il consumo. Sabato manifestazione, i Propal preparano l'assalto a Venezia, regionale in Puglia, il ritorno di Vendola fa tremare i grillini, eccolo qui, immenso Gerry Calà, che è lo storico locale, libidine, la capannina è casa mia, Armani compri pure me. Oddio, non mi sembra una cattiva idea, detto tra noi. Doppia libidine. Andiamo a vedere un giornale da libidine coi fiocchi, che è Italia Oggi. Addio alla web, perdonate, sono un po' di parte, ma sapete com'è. Addio alla web tax italiana. Secondo quanto Italia Oggi è in grado di anticipare, la cancellazione dell'imposta che tanto fa infuriare gli USA sarà ufficializzata nella legge di bilancio per il 2026, ne scrive Cristina Bartelli a pagina 22. Roberto Giardina in Germania, l'AfD adesso primo partito, ha guadagnato 5 punti percentuali in 5 mesi. Auditel di luglio, Canale 5 al 20% di share in prima serata, Rai 1 si ferma al 16, Claudio Plazzotta a pagina 15. Beh, grazie, se fanno la parata dei morti con te, voglio vedere. Il fisco, snobbati gli avvisi bonari delle entrate, saldati meno del 10% di quelli indirizzati a persone fisiche o imprese, Giuliano Mandolesi. Seduzioni fiscali, previsto per ottobre il maxi concorso dell'Agenzia delle Entrate, si sono iscritti quasi 100.000 aspiranti funzionari, Bartelli e Provino a pagina 20. Mi sa che mi rivedrò i Tartassati con Totò e Aldo Fabrizi. Anche in Africa è boom di miliardari, i primi 4 hanno un patrimonio di 50 miliardi di euro. Salute, Filippo Merli a pagina 2 e poi c'è lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi col diritto e rovescio. Il neonazista tedesco Sven Liebig dovrebbe entrare domani in carcere per scontare una condanna da 1 anno e mezzo per insulti, incitamento all'odio e diffamazione. Liebig odia in particolare migranti e transessuali, ma per rendere meno noiosa la detenzione ha deciso di adottare uno stratagemma, sfruttando la legge tedesca sull'autodeterminazione di genere entrata in vigore qualche mese fa.
Ha cambiato nome in Marla Svenja Libic e ha dichiarato di aver cambiato sesso, anche se coi baffoni che si ritrova non sembrerebbe proprio. In base a questa autodichiarazione è considerato una donna dalla legge tedesca e pertanto sarà assegnato al carcere femminile di Chemnitz, dove spera di trovare compagne di cella disponibili a passare con lui momenti piacevoli. Facile intuire che se tutto va come spera avrà molti imitatori tra i carcerati tedeschi. Quasi quasi mi faccio arrestare in Germania. Vabbè, comunque, andiamo in pausa, pubblicità e poi Marcella Bella, Pensa per te, 1981, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il limone non ci va sul pesce, scotta ancora la banana flambé. Dammi il vino che non ti riesce ad aprirlo, mangia e pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché stasera con il sesso voglio andarci piano, e il tuo piano non funziona con me. Pensa per te, stiamo in folle, meglio se evitiamo materassi a molle, whisky e moquette. Pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché ognuno pensa per sé. Pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché stasera stiamo in folle, un bacio ci scatena, non ci addormentiamo fino alle 3 e poi ci vuole la dolcezza. Sarò fatta male, sarò pazza, ti voglio bene con un cuore di ragazza, che ogni volta mi si spezza in me. Stasera pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché ognuno pensa per sé. Pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché stasera stiamo in folle, meglio se evitiamo materassi a molle, whisky e moquette, e poi ci vuole la dolcezza. Sarò fatta male, sarò pazza, ti voglio bene con un cuore di ragazza, che ogni volta mi si spezza in me. Stasera pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché ognuno pensa per sé. Pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché ognuno pensa per sé. Pensa per te, che a me ci penso da me, anche perché stasera Ma io ci andrei molto piano a dire ti voglio bene con un cuore di ragazza, cara Marcella Bella, perché voglio dire, è un cuore di ragazza reale o è un cuore di ragazza percepito e quindi di conseguenza si è dichiarato come cuore di ragazza e tale si presenta? No, perché visto quello che succede in Germania, io ci andrei molto piano. Poi avete visto che ora c'è stata lì quella che ha avuto il figlio e ha fatto l'annuncio con la coccardina arcobaleno, perché deciderà lui o lei quando sarà grande se essere maschio o femmina. Viviamo seppelliti dalle cazzate. È vero o no? Che paese, signori. Ma questo deve spingerci a ritenere la nostra libertà il bene più prezioso. Noi siamo così liberi
che siamo addirittura liberi di passare tempo a occuparci di cazzate anziché le cose serie. Va bene, adesso parliamo però di cose serie, signore e signori. E prima di passare a parlarvi del meeting di Rimini, dei piani appunto della Meloni e anche quello che ha detto Matteo Salvini, solo una piccola cosa, tanto per gradire, diciamo così, un amuse-bouche, o se preferite un antipastino, che arriva direttamente dalla Germania, qui su Avvenire. Zar Putin fa sempre più paura, Berlino vara la leva a chiamata. La visita militare diventerà di nuovo obbligatoria, in caso d'emergenza scatterebbero i reclutamenti. L'obiettivo è arrivare a 460.000 soldati. La chiamata alle armi del governo di Berlino divide la Germania. L'esecutivo tedesco, guidato da Friedrich Merz nel pieno della peggiore crisi economica e industriale dalla seconda guerra mondiale, prosegue nel suo piano di riarmo e ampliamento della Bundeswehr, promettendo ai giovani in cerca di lavoro anche uno stipendio immediato di 2.300 euro mensili nelle forze armate, assistenza sanitaria gratuita e altri vantaggi. Ieri il Bundeskabinett, il consiglio, das Kabinett der Dr. Caligari, scusate, mi è venuta la citazione fantoziana. Comunque, ieri il Bundeskabinett, il consiglio dei ministri dell'esecutivo tedesco, ha dato il via libera a un disegno di legge per potenziare l'esercito. La Russia è e rimarrà la più grande minaccia alla libertà, pace e sicurezza in Europa per molto tempo a venire. Il nostro vero obiettivo è evitare la guerra, ha sottolineato Merz nella conferenza stampa, accompagnato dal ministro della difesa Boris Pistorius e da due generali della Bundeswehr, che ha assicurato il cancelliere diverrà l'esercito convenzionale più forte d'Europa. Merz non si fida di Vladimir Putin, per questo il suo esecutivo è pronto a dar via libera alla creazione di un Consiglio per la sicurezza nazionale centralizzato per coordinare le discussioni sulla sicurezza, la difesa e pianificare la risposta a minacce future. Ma la chiamata alle armi del governo Merz ha già trovato le resistenze dell'opposizione, in parte anche tra gli alleati di governo dell'SPD. La non belligeranza è stata a lungo caposaldo dell'ideologia politica socialdemocratica. Gli attivisti dell'alleanza pacifista Rheinmetall Disarm hanno organizzato una protesta davanti al centro della Bundeswehr a Colonia. Siamo qui oggi per chiarire, non siamo preparati alla guerra, ha sottolineato Luca Hirsch dell'Alleanza Pacifista. Con la nuova legge la Germania reintrodurrà il servizio militare non obbligatorio sospeso nel 2011, bensì un sistema flessibile condizionato dalle esigenze ed emergenze che il Paese si troverà ad affrontare, una sorta di leva a chiamata. Il nuovo disegno di legge prevede che a partire dal prossimo anno a tutti i giovani, uomini e donne, sarà inviato un questionario online al compimento del 18° anno d'età. Gli uomini saranno tenuti a compilarlo, per le donne sarà facoltativo. Il questionario valuterà il loro interesse a prestare servizio nella Bundeswehr. I candidati idonei saranno quindi invitati all'esame di leva, pertanto inizialmente non vi sarà alcun obbligo di prestare servizio militare. Ma dal 1° luglio del 27 l'esame di leva, ovvero la visita medica per determinare l'idoneità al servizio militare, sarà nuovamente obbligatorio per tutti gli uomini nati nel 2008 e negli anni successivi. Il punto chiave del disegno di legge, che deve ancora essere sottoposto al Bundestag, è la possibilità di attivare in modo flessibile la coscrizione obbligatoria. Ciò sarà possibile, si legge nel testo della legge, anche al di fuori dello stato di tensione, a condizione che la situazione di politica di difesa richieda una rapida espansione delle forze armate che non può essere realizzata su base volontaria. Attualmente in Germania ci sono circa 182.000 soldati e 49.000 riservisti, ma ne servono molti di più per adempiere agli obblighi nell'ambito dell'alleanza NATO. Il governo di Berlino mira ad aumentare il numero di soldati attivi e professionisti fino a 260.000 entro il 2030. Inoltre, il numero di riservisti dovrebbe essere aumentato dagli attuali 100.000 a circa 200.000 soldati, per un numero complessivo di 460.000 soldati. Secondo il ministro della difesa Pistorius, il disegno di legge presentato ieri rappresenta un passo avanti enorme, che potrebbe cambiare la mentalità di molti giovani tedeschi promuovendo l'ideale del servizio al paese. La Bundeswehr deve crescere, ha aggiunto Pistorius, per fronteggiare soprattutto la minaccia continua proveniente dalla Russia,
Un esercito forte è il mezzo più efficace per prevenire le guerre. Il governo tedesco in questa legislatura complessivamente potrebbe arrivare a spendere circa 500 miliardi per difesa e Bundeswehr, rafforzato dalla convinzione che viene dalla esportazione di armi. Nel 2024 il governo federale tedesco ha autorizzato infatti vendite di attrezzature militari per un valore di circa 13,37 miliardi. Questo tanto per darvi il benvenuto. Adesso andiamo, siete sempre ovviamente alle 9:10 minuti e 58 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà con la rassegna stampa, e io sono sempre Antonino Danna al microfono con voi. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera che cosa è successo al meeting di Rimini. Sapete che ieri la Meloni ha detto Israele ora si fermi, un piano casa per le giovani coppie. Meloni al meeting, Draghi ha ragione, l'UE è irrilevante, basta con le toghe politicizzate. Riassumendo in breve che cosa ha detto la Meloni. La Meloni, che peraltro si è beccata questa standing ovation da parte dei ciellini, da parte di tutti i partecipanti al meeting, ha detto l'Europa sembra sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e Stati Uniti. Poi si toglie un sassolino dalle scarpe, scrive il Corriere. Sono passata dall'essere impresentabile per aver collocato il mio partito all'opposizione del governo Draghi a essere definita una draghiana di ferro. Sull'Ucraina Meloni osserva che la chiave di volta per ogni percorso di pace è l'attivazione di robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina, capaci di prevenire nuove guerre e nuove aggressioni. Questo si realizza attraverso la copertura dell'articolo 5 della NATO come proposto dall'Italia. Sul conflitto in Medio Oriente le parole più forti. Meloni ricorda il sostegno a Israele dopo il 7 ottobre alla sua autodifesa, ma non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti e arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane. Chiediamo a Israele di fermare gli attacchi e l'occupazione militare di Gaza, e mentre invita tutte le nazioni a far pressione su Hamas perché liberi gli ostaggi, condanna la strage di giornalisti a opera dell'esercito israeliano. È inaccettabile l'attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che con coraggio rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra. Ancora la Meloni parla a braccio, modula il tono a seconda degli argomenti, scandisce le parole quando sa di toccare temi sensibili alla platea, come sull'immigrazione, dove la politica del governo avrebbe contribuito ad abbattere drasticamente gli ingressi irregolari, ma soprattutto ridurre il numero dei morti e dei dispersi in mare. A chi la pensa diversamente manda un messaggio netto: ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare questo fenomeno con serietà e determinazione sarà rispedito al mittente. Non c'è giudice, politico, burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge. L'auditorium della fiera si scalda. Meloni contribuisce ad aumentare la temperatura con altri temi sensibili per il mondo cattolico. La droga fa schifo, dice alzando la voce, annunciando la visita che farà subito dopo alla comunità di San Patrignano. Quindi garantisce l'impegno per un'effettiva parità scolastica. E poi c'è il calo demografico da combattere. Ma per Meloni non assecondando quello che considera derive. Non c'è nulla di moderno nell'affittare l'utero di una donna povera, nel privare per legge un bambino della figura del padre o della madre, nel far passare che la genitorialità è nemica dell'affermazione personale o addirittura che i figli non vanno messi al mondo perché inquinano. Al contrario, e qui scatta l'unica citazione per Matteo Salvini, mentre nessun riferimento viene riservato alla querelle con la Francia, serve un grande piano casa con affitti agevolati per le giovani coppie. Annuncio che una delle priorità sulle quali intendiamo lavorare insieme al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ringrazio, è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza una casa è molto più difficile costruire una famiglia. Scrosciano gli applausi tra una citazione di Don Giussani e un'altra di Pier Giorgio Frassati, molto ben accetta al pubblico. Gli ultimi passaggi sono dedicati alle riforme. La Premier conferma l'intenzione di far approvare la riforma del premierato e portare a compimento quella dell'autonomia, ma è sulla giustizia che affonda i colpi. Andremo avanti nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che antepongono le correnti alla volontà popolare,
per rendere la giustizia più efficiente per i cittadini e meno condizionata dalla mala pianta delle correnti politiche e ideologiche. Quanto all'economia, censurati i sussidi come il reddito di cittadinanza che deresponsabilizzano la società e atrofizzano le persone, vogliamo concentrare la nostra attenzione sul ceto medio, così da rendere il sistema più equo, più incentivante per chi produce reddito e contribuisce allo sviluppo della nazione. Per le imprese l'impegno a ridurre i costi dell'energia che incidono sulla competitività. Nel frattempo c'è anche Salvini, eccoci qua a pagina 7, sempre del Corriere, useremo anche risorse private, oggi il vertice su Kiev e sminatori. Il ministro con Giorgia mi sento ogni giorno, ne scrive il collega Marco Cremonesi. Oggi intorno al tavolo di Palazzo Chigi ci saranno, oltre a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri della difesa Guido Crosetto e dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme ai sottosegretari alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari e Alfredo Mantovano. La Premier vuole capire che cosa esattamente aspettarsi dagli alleati. Se Antonio Tajani pare favorevole all'approccio, le prime ipotesi sugli sminatori partono da lui, ma non altrettanto convinto è Matteo Salvini, che anche ieri al meeting di Rimini è stato abbastanza netto. Prima ha ribadito che il governo italiano non manderà mai un soldato italiano a sparare in Russia o Ucraina, punto. Ma, appunto, gli sminatori? Prima parliamo di pace e poi di sminatori. Resta il fatto che Giorgia Meloni dalla riunione di oggi si attende ad acquisire certezze rispetto alla posizione degli alleati prima di proseguire le interlocuzioni coi partner internazionali. A proposito di partner internazionali, Salvini è tornato a parlare di Macron. Invece di convocare un ambasciatore al giorno, Macron dovrebbe preoccuparsi della situazione economica e sociale in molte periferie francesi. Per lui, dice il vice premier, nessun insulto, magari gli hanno tradotto male attaccata al tram. Va detto che su un fronte interno la premier e il suo vice hanno concordato una sorta di mossa del cavallo, un provvedimento Meloni-Salvini dedicato alla casa. Inutile tentare di smentire le ricorrenti voci di tensioni, meglio annunciare un provvedimento cointestato. Lo dice Giorgia Meloni, che parla di un grande piano casa per le giovani coppie, di cui ringrazia il ministro, il quale conferma: ringrazio Meloni perché a 4 mani stiamo lavorando a un grande piano per permettere ai giovani e alle famiglie di investire nel futuro. In realtà il piano sarebbe ancora da approfondire, ci sono 660 milioni di fondi pubblici messi a bilancio, un'inezia. Stiamo lavorando anche per il coinvolgimento di risorse private da mobilitare per il piano. Intanto, spiega Salvini, sono in corso più di 150 cantieri per il recupero di 15.000 alloggi popolari, ma comunque l'idea di annunciare oggi il piano casa sarebbe stata concordata nella telefonata dell'altra sera tra Meloni e Salvini. Quest'ultimo, che per il MIT e le società collegate ha affittato un intero padiglione, hangar del meeting con tanto di simulatori di guida di aerei e spettacolare visita virtuale al ponte sullo stretto, ieri ha commentato le voci sui presunti dissapori con la Premier. Questo è guardonismo d'agosto. Io penso che la gente voglia sapere che cosa sta facendo il governo per cambiare le loro vite, non quando uno si vede o si sente. Ci sentiamo quasi tutti i giorni per lavoro. Tra l'altro, già che ci siamo, ci sarà appunto il piano casa per favorire le giovani coppie, un nuovo taglio dell'IRPEF concentrato stavolta sul ceto medio, abbassamento strutturale del costo dell'energia, ulteriori interventi a sostegno di famiglie e natalità, misure per la parità scolastica per un pieno esercizio della libertà educativa. Queste saranno dunque le linee guida che imposteranno la manovra. È appena il caso di dire che questa mi sembra una soluzione evidentemente diversa da quello che i vescovi italiani, con una lettera sulle aree interne, ieri ve l'ho letta su Avvenire, proponevano per il paese, cioè l'accoglienza dei migranti per andare a ripopolare i borghi interni, l'inclusività e tutte queste storie. Nel frattempo, però, nella Lega, siamo ora a pagina 7 del Corriere della Sera, c'è un po' di maretta, perché la campagna per la Toscana, missione intenti disciplina, il manuale elettorale di Vannacci, il generale arruola i militanti, Ceccardi lo attacca sulle liste. In mia assenza o mancanza di altre disposizioni, la direttiva fornisce gli elementi essenziali per poter agire con disciplinata intelligenza e iniziativa.
È questo l'incipit del manuale di battaglia del generale Vannacci, che arruola così, con le direttive dettate per raggiungere l'obiettivo, i militanti della campagna elettorale per le prossime regionali in Toscana, che guida su delega specifica di Matteo Salvini. Parole testuali, firmate in calce dal vice segretario della Lega, che citiamo dopo aver intercettato il primo di questi documenti inviati ai militanti, scrive Giorgio Bernardini. Ed è probabilmente a questo che si riferiva ieri la rivale interna di Vannacci, la collega leghista a Bruxelles Susanna Ceccardi, quando ha sbottato sulle chat scrivendo ai suoi: la politica non è come l'esercito, qui c'è un gruppo di persone che non ricevono ordini, se non quelli morali che sentono dentro di sé. Nel suo sfogo Ceccardi chiedeva conto della volontà di inserire un listino bloccato per la sfida del 12 e 13 ottobre, formula che garantirebbe l'elezione del fedelissimo di Vannacci, nonché portavoce del movimento Il Mondo al Contrario, Massimiliano Simoni. L'ex militare 56enne è in pensione da 6 mesi, ma sembra riservarsi il piacere di indossare nuovamente la divisa quando emana le sue direttive. Il lessico del decalogo è inconfondibile: missione, intenti, linee guida, disciplina, con un incipit da comando di Stato Maggiore. La Lega Toscana rappresenta, promuove, sostiene e valorizza il partito al fine di ottenere il migliore risultato possibile. Non quello di vincere, ma semmai quello di non perdere male. Lo dicono i numeri: alle regionali del 20 il Carroccio aveva portato a casa 8 consiglieri col 21%. Oggi i sondaggi in Toscana quotano la Lega attorno al 5 con appena 2 seggi. Forse anche per questo Vannacci invita nella sua informativa a pescare tra gli ex avversari, incentivare le adesioni di personalità esterne, soprattutto se ricoprono cariche elettive che vogliono raggiungere il partito, si legge al secondo punto della sezione missione. Il documento palesa come ogni militante debba far parte di una squadra. Il generale incoraggia, rassicura, ma alla fine ribadisce chi comanda. Sono il responsabile della policy, linee guida, direttive della campagna. Non manca di indicazioni sulle liste elettorali da costruire con logica marziale della pianificazione strategica. I segretari provinciali devono consegnare la loro proposta, la migliore in assoluto, motivata e con tanto di capilista numerati. Ogni comando è legge e per chi trasgredisce scattano ovviamente le sanzioni. Se ad esempio un segretario decidesse di autocandidarsi, scatterebbe il commissariamento immediato dell'unità provinciale. Infine gli ordini sulla gestione della comunicazione, che sarà accentrata. Gli eventuali attriti devono essere risolti internamente, non usando la stampa come strumento di lotta, mentre ogni comunicato stampa dovrà essere coerente con le linee del quartier generale. Bene, chiusa questa pagina, informatevi anche su Minneapolis. Noi adesso ci spostiamo sull'Italia, e ci spostiamo sull'Italia soprattutto per andare a parlarvi di sicurezza, di immigrazione e così via. Intanto io voglio tornare sul Libero. Che ora si è fatta? Le 9:23 minuti e 35 secondi. Vi ricordo 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi. E andiamo a pagina 4. Eccoli qui. La triste sfilata del PD, scrive Libero, sulla nave di Casarini. La ONG pro migranti denuncia il governo. Solo esponenti di secondo piano a bordo dell'imbarcazione in fermo amministrativo per aver violato la legge. Solidarietà all'equipaggio. Mediterranea spara, Italia complice dei trafficanti libici esposti ai PM. Questa è la solita puntuale sfida al buonsenso con cui gli uomini e le donne della pubblica sicurezza tentano di mettere un argine all'invasione incontrollata delle nostre coste, ma a sinistra delle ONG fingono di non capirlo. Ormai è evidente che ci sia un filo rosso a collegare le realtà che s'oppongono alle politiche migratorie del governo con accuse di legittimazione delle istituzioni italiane e una narrazione al contrario. Chi lavora per la sicurezza nazionale viene attaccato come complice di chissà quali nefandezze. Anzi, scrive Francesco Storace, è ormai di assoluta evidenza come alcune ONG abbiano abbondantemente oltrepassato il loro ruolo dichiarato di soccorso. Esse ormai si spingono sul terreno che è proprio del conflitto politico, fino al punto di accusare l'Italia, o peggio alcuni dei suoi rappresentanti istituzionali, di complicità coi trafficanti libici, che è quanto di peggio si possa sostenere. È un'accusa grave che è davvero senza fondamento.
anche perché non ci sono le basi per formularla senza far capire concretamente chi debba trarre giovamento da comportamenti illeciti. Siamo al punto che nel mirino resta proprio Piantedosi ed è vergognoso. Le ONG accusano il Viminale di non gestire adeguatamente l'emergenza migratoria. Sono i professorini che pretendono di avere il compito di decidere che cosa significhi fare il ministro dell'interno. Spetta forse a chi opera fuori dai confini dello Stato senza alcun mandato democratico o a chi risponde davanti ai cittadini italiani? Tutto questo con la complicità del Partito Democratico, la cui passerella presso la nave Mediterranea è stata in verità piuttosto triste, con una delegazione senza big del Nazareno, che comunque fa sempre stoltamente quadrato quando c'è da contrapporsi a una linea di rigore sull'immigrazione. Nel frattempo, prima udienza in tribunale, passiamo dalla Sicilia a Milano, da Augusta a Milano, baby rom affidati al comune, il figlio della vittima, vadano via dall'Italia. Palazzo Marino si occuperà dei 3 minori che l'11 agosto avevano investito e ucciso Cecilia De Astis. Gaetano Di Terlizzi, Salvini ha ragione quando dice radiamo al solo i campi, sono abituati a rubare, vanno rieducati. Devono essere puniti nel giusto grado perché sono minorenni, ma in primis a pagare devono essere i genitori. In quel campo non ci sarebbero nemmeno dovuti essere. È ancora scosso, ma lucido e con le idee chiare Gaetano Di Terlizzi, uno dei figli di Cecilia De Astis, uccisa da un'auto rubata su cui viaggiavano 4 ragazzi rom di età compresa tra 11 e 13 anni lo scorso 11 di agosto. A Libero commenta così l'udienza che si è tenuta ieri al Tribunale per i minorenni di Milano. In particolare, il giudice delegato dei minori di Milano, Ciro Iacomino, ha assegnato la responsabilità genitoriale di 3 dei minori al Comune di Milano. Si tratta di 2 fratellini di 11 e 13 anni, il minore era alla guida, e di una undicenne che erano sull'auto che ha travolto e ucciso la donna. Nel caso della ragazzina, il provvedimento sarà notificato alla madre che non è stata ancora trovata. Sentiti dal giudice, la madre degli altri 2 ragazzini e 2 diversi padri arrivati scortati dalla polizia penitenziaria perché attualmente in carcere. Oggi sarà invece il turno del padre del 4º ragazzino di cui si sono perse le tracce. Anche nei suoi confronti sarà preso lo stesso provvedimento. La madre di uno dei ragazzi alla guida, lo ricordiamo ai lettori, è stata arrestata lo scorso 20 agosto per un cumulo di pene legate a una serie di furti commessi tra il 17 e il 19. All'uscita nessuno ha voluto o potuto rilasciare dichiarazioni, soltanto l'avvocata Paola Matteini, legale della nonna dei 2 bambini, uscendo al termine dell'udienza, si è limitata a dire in questo momento non è il caso di rilasciare dichiarazioni. Io non mi occupo dei ragazzini, assisto la nonna che è interessata alla sorte dei nipoti. Ad aver voglia di parlare invece Gaetano Di Terlizzi, che non prova odio e si augura che quei ragazzini si possano recuperare, perché se non lavoriamo sull'educazione non ci sarà futuro. Ormai ne vediamo di tutti i colori, per lavoro giro moltissimo in città, vedo tanta criminalità, ragazzini che compiono azioni sconsiderate pensando che si tratti di sciocchezze. E proprio questo è il messaggio che Gaetano e il fratello Filippo stanno cercando di diffondere da quel maledetto 11 agosto. Sensibilizzare su quanto accaduto, perché tragedie del genere si potrebbero evitare. Parlando del tema sicurezza e dei campi rom, Gaetano ci tiene a precisare che non si tratta di una questione politica. Io non sono né di destra né di sinistra, ma quando il ministro Salvini dice radiamo al suolo i campi ha ragione, perché sappiamo in quali condizioni quelle persone fanno crescere i figli, sottolinea. Dello stesso pensiero anche il fratello Filippo Di Terlizzi, che ai cronisti davanti al tribunale spiega cosa mi aspetto dall'udienza di oggi? Che la magistratura faccia il suo lavoro, devono inquadrare e valutare questi ragazzini, inquadrarli all'interno del loro ambito familiare. Per Filippo si tratta di una situazione che già si conosce, perché si sa di che cosa vivono, di quali espedienti vivono queste persone. Si sa che vivono di furti, non nascondiamocelo. Dobbiamo essere forti tutti assieme, coesi in questa situazione, ribellarci e farci sentire. Per il figlio di Cecilia De Astis, gli autori dell'omicidio non hanno sviluppato una coscienza o un rispetto per il prossimo, cosa che non c'è, come dimostra il fatto del resto che dopo l'incidente hanno abbandonato l'auto rubata e sono fuggiti. Filippo aggiunge inoltre come questi ragazzini siano stati educati a rubare e in questo caso anche a uccidere, senza porsi un minimo problema di coscienza. Ecco, ora andate a dire a questi 2 signori, a questi 2 galantuomini, veri galantuomini, 2 persone per bene, andate a dire loro che sono dei razzisti, andate a dirlo a loro, vediamo che cosa vi rispondono.
Che ora si è fatta? Alle 9:30. Noi andiamo in pausa, ci sentiamo Loredana Bertè con Folle città del 1979 e poi torniamo con il crack a Bologna, amico, che bello sballo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La signora sviene, l'inquilino sta, ridono le iene, fumano i bar, rotola, scricchiola, anima mia, nonostante tutto non voglio andar via. Ah, ah, folle città, ah, ah, stringimi, parlami, cercami, toccami. Ah, ah, folle città. Ah, ah, ma la notte non mi uccidere, voglio un letto da dividere. Un amore slitta dentro una rotaia, sente freddo, Elisabetta si buca e si inguaia, rotola, scricchiola, anima mia, nonostante tutto non voglio andar via. Ah, ah, folle città, ah, ah, lasciami evadere, fammi nascondere. Ah, ah, folle città. Ah, ah, dammi in pasto ai visi pallidi, vai a pezzi i sogni squallidi. Albe di cemento, matti di cemento, solo che ti rispettano, sono pereggiatami, che sarà forrassente, roti una stia, non sta via, non voglio andar via. Ah, ah, folle città. Ah, ah, stringimi, parlami, cercami, toccami. Ah, ah, folle città. Ah, ah, ma la notte non mi uccidere, voglio un letto da dividere. Oh, e rieccoci qua alle 9:34 e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a vedere. Scusate un attimo perché mi sa che la condivisione ci ha per il momento tradito. Adesso proviamo a riavviarla. Ogni tanto bisogna incoraggiarla, questa benedetta condivisione schermo. Ecco, sì, ora funziona di nuovo. Benissimo. Le vostre zappe, ladies and gentlemen, signore e signori. Intanto io vi annuncio una cosina e in particolare
La cosina che vi dico è che nel corso di Capitaneria di Porto noi avremo tutti e due gli interventi di Salvini al meeting di Rimini quest'oggi, quindi sarà una puntata, mo ci vuole, arriva il capitano alla Capitaneria di Porto quest'oggi. Quindi restate con noi dalle 12 in poi e insomma vi racconteremo con i filmati quello che Matteo Salvini ha detto ieri al meeting di Rimini. Ok? State con noi. Allora, andiamo a vedere le zappe che ci avete mandato. Buongiorno Antonino, oggi per la seconda volta sono entrati ancora nella mia proprietà rubando il tagliaerba. Di fronte a cose più gravi e a cose più gravi nulla si può pensare, ma siamo circondati da delinquenti senza limiti. Ora, oltre a tutti i sistemi d'allarme installati, ne aggiungerò un altro. Ti chiedo gentilmente che ne pensi se poi qualcuno tira le unghie per difendersi. Ma guarda, io ho una concezione molto americana della proprietà privata. E tu sei una donna e quindi credo che la parola che sto per usare la comprenderai molto più forte. Io credo che essere derubati sia lo stesso a livello di esperienza che una donna prova quando viene violentata, perché questa è gente che entra in casa, la casa è il posto più intimo che tu hai, perché cara Monica tu hai la tua vita, le tue fotografie, io non so quanti anni tu abbia, però dentro ci sono i tuoi ricordi, le tue speranze, i tuoi sacrifici e così via. Magari quella casa la stai anche pagando ancora col mutuo, magari oggi è il 28 di agosto, lunedì ti scade una rata e magari sto mese quel paio di scarpe non lo comprerai perché il mutuo va pagato, perché magari un mutuo indicizzato all'inflazione e ti è cresciuto negli anni, chi lo sa? Oppure semplicemente c'è una serie di affari tuoi, di problemi, di spese straordinarie, perché ti devi curare, perché hai bisogno di mettere a posto la macchina, che ne so. E ti arriva un bastardo qualunque che non ha niente da fare e che pensa bene di entrare nella tua vita, di sfondare la tua vita, di violentare la tua vita e portarsi via quello che c'è. Ti mette a soqquadro tutto, ti fotte tutto quello che hai, quelle 4 cose d'oro che magari ti possono aver regalato per un battesimo, una comunione, il matrimonio, quello che vuoi. Rovista, sfascia, spacca tutto perché il tempo è poco, mica ti lasciano casa a posto e se ne va. Ora, questa è o no una violenza? Secondo me sì. Secondo me sì. Per cui se qualcuno è in casa e ha una pistola e gli spara e l'ammazza, beh, per quanto mi riguarda io non lo condanno. Non lo condanno perché non è giusto, perché io non tollero, non permetto, io non sono mai andato a rubare nelle case degli altri, mai, mai, perché non è proprio nella mia testa andare a rubare. Punto. Io non rubo, non sfascio, non mi porto via le cose dalle case degli altri. Perché lo deve fare qualcun altro? Monica continua, siamo circondati da, Monica continua, spero che il governo sia sempre più severo di fronte a tutte le situazioni di insicurezza e crimini. Grazie per la disponibilità, buona giornata, aggiungo i complimenti alla tua professionalità, Monica. Vabbè, per questa i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, Monica. Però, ripeto, secondo me è lo stesso di uno stupro, quindi vin vile per repellere licet, alla forza è lecito rispondere con la forza. Carlo, ciao Antonina, ascoltavo i tuoi commenti a proposito di identità percepita, se avrai modo e tempo leggi qualcosa su autore strage di Minneapolis nella Chiesa Cattolica. Grazie per il lavoro che svolgete e l'ho già fatto in apertura di trasmissione leggendovi la BBC, il pezzo più aggiornato. Buongiorno, non capisco perché Salvini parla di tutto tranne dell'unica cosa di cui dovrebbe interessarsi, e cioè dell'autonomia, grazie Dario. Beh, mi sembra un po' troppo riduttivo per il capo di un partito di governo come la Lega, nonché vicepresidente del Consiglio, ridursi a parlare a pappagallo solo dell'autonomia. Magari c'ha anche altre cose più interessanti a dire, o per carità, non dico più interessanti, ma comunque alla pari interessanti con l'autonomia. Del resto, ieri la Meloni ha detto che sarà completata. Marco da Milano, come fanno a definire un crimine di odio verso i cattolici se hanno trovato una scritta morte a Israele?
Sembra più un delitto istigato dal bombardamento mediatico a favore di Gaza e questo labile di mente ha raccolto e provocato una tragedia. Se mi spieghi qual è il legame però tra Gaza e sparare dentro una scuola cattolica. Ancora, sempre la Germania che ci riprova dopo solo 70 anni, ma gli accordi post-guerra erano altri. Che fine hanno fatto? Ricordiamolo, Antonino, come i rimborsi di guerra mai pagati o il divieto di riarmarsi, Maurizio. Va bene, allora, bella gente, noi adesso tiriamo innanzi e naturalmente continuiamo perché, vedete, mentre discutiamo di queste cose, c'è qualcuno che alla fine trova una soluzione a tutti i problemi. Ma sì, facciamoci, dai, facciamoci un bel bong di crack che non ce ne frega più niente. Ehi, amico, lo sai che sei proprio figo, il governo non vuole. Andiamo a vedere, dai, droghiamoci che è meglio. Sì, che meraviglia, guardate qua. Ovviamente sto scherzando, la droga fa schifo, state lontani da questa robaccia. Ecco qui, la verità, a Bologna danno le pipe per farsi di crack. Il comune a guida PD distribuirà gli oggetti per fumare con l'intento di limitare i rischi di arnesi artigianali. E non potete dare pure le siringhe con la coca, con l'ero pronta, perché no? Un classico a sinistra, anziché lottare contro le sostanze ci si rassegna, con un approccio falsamente dolce che nuoce ai disperati. Ne scrive l'amico Francesco Borgonovo, che voglio salutare. Sentite che roba, veramente, io mi piglierei a schiaffi da solo. Dalle prossime settimane l'azienda dei servizi alla persona nel comune guidato dal pidino Matteo Lepore, e cioè Bologna, distribuirà pipette per il crack ai consumatori che ne faranno richiesta. Volendo, i preziosi strumenti in alluminio si potranno ritirare anche presso gli spazi di fuori binario in via Carracci, vicino alla stazione. A quanto risulta, per questa inimitabile operazione, le istituzioni cittadine hanno stanziato la bellezza di 3.500 euro per l'acquisto di 300 pipe in alluminio, che peraltro non saranno nemmeno sufficienti, visto che, stando ai dati dell'AUSL, i fruitori bolognesi della pericolosa sostanza sono in aumento da anni. Da 353 censiti nel 2023 si è passati a 456 nel 2024, 518 lo scorso giugno. Invece di aiutarli a smettere, magari evitando che si facciano uccidere dalla droga, il comune li agevolerà nel consumo, la chiamano riduzione del danno. Secondo l'assessore Matilde Madrid, il crack resta una sostanza con gravi effetti sulla salute, ne siamo consapevoli, ma la politica di riduzione del danno punta principalmente a intercettare queste persone. Il 55% sono italiani. La sperimentazione ha dimostrato che l'utilizzo di strumenti adeguati consente di ridurre consumo e patologie secondarie come sanguinamenti, tracheiti, infezioni derivate dall'utilizzo di materiali improvvisati e condivisi, per questo la estendiamo. Giusto, perché drogarsi in questo modo quando ti puoi drogare con una bella pipetta d'alluminio pagata da tutti noi? In effetti, nei mesi scorsi, Fuori Binario ha affidato a Raimondo Pavarin, professore ed epidemiologo dell'Università di Bologna, una sperimentazione che prevedeva la distribuzione di 40 pipe ai consumatori. A parere del professore, distribuire le pipe e attrezzature adatte all'uso per inalazione sembra una pratica efficace per ridurre comportamenti pericolosi e danni alla salute tra i consumatori di crack. Beh, tutto dipende dal punto di vista da cui si osserva il problema. Si potrebbe infatti obiettare che i danni alla salute ai consumatori li provochi soprattutto il crack, la cui diffusione sarebbe da ostacolare in ogni modo e non da tollerare. Tuttavia, l'orientamento del Comune di Bologna, scrive ancora Francesco Borgonovo sulla Verità, è quello che molto spesso si ritrova in una parte della sinistra. Poiché le droghe vengono consumate e non si può arrestare nella diffusione, si dice tanto vale puntare in basso, rinunciare alla lotta mentre si mette qualche pezza qua e là. Il professor Pavarin, alla fine di luglio, ha esposto i risultati della sua ricerca al Consiglio Comunale, spiegando che fornire strumenti più sicuri per fumare crack può promuovere la salute e coinvolgere le persone nel trattamento, e che la distribuzione delle pipe ha contribuito in modo significativo alla diminuzione di pratiche iniettive e della condivisione degli strumenti di consumo, con riduzione del rischio infettivo e l'aumento del passaggio dall'uso iniettivo a quello inalatorio,
e della capacità di autoregolare consumi e contattare i servizi di rete. Insomma, non si cerca di eliminare l'abuso, ma ci si rassegna alla sua esistenza e si presenta il fatto come una grande conquista, perché chi si droga utilizza una pipetta fornita dal comune e non una artigianale. Bella soddisfazione. In aggiunta, le istituzioni forniranno anche il test per il drug checking, cioè strumenti utili a valutare le sostanze prima di consumarle. Capita che le persone acquistino sostanze da spacciatori sconosciuti e il rischio che siano letali esiste ed è frequente, dice l'assessore Madrid a Repubblica. Sempre lo stesso approccio. Non si prova ad abbattere il consumo, lo si accetta illudendosi di fornire qualche forma di sicurezza e sensibilizzare i tossicodipendenti che negli spazi comunali non trovano solo pipe, ma anche spazi di decompressione, la possibilità di mangiare, persino cineforum e laboratori. Chissà come si vede un film sotto effetto di crack. Non sembra che tutto ciò funzioni granché, pare che lo scorso anno siano stati una settantina coloro che si sono rivolti al CERT per disintossicarsi, mentre i consumatori abituali continuano a essere varie centinaia e sono in aumento, con una crescita preoccupante fra le donne. Straordinario, siamo veramente commossi, veramente commossi. Lo psichiatra Massimo Clerici, sentito da Paolo Di Carlo, sempre sulla Verità, dice che questa roba non solo non riduce i rischi, ma li amplifica, perché si favorisce un comportamento che aumenta discontrollo, impulsività e aggressività. A differenza dell'eroina, che dopo il flash iniziale tende a sedare, il crack e la cocaina sono stimolanti, spingono all'azione, non al sonno. Gli studi dimostrano che chi li usa diventa meno consapevole delle proprie azioni, più impulsivo, incapace di valutare le conseguenze. Ecco perché vediamo tanti episodi di violenza, incidenti, stupri collegati all'uso di queste sostanze. Ecco, per esempio, uno che si fa di crack, già che c'è, potrebbe, tanto per dire, beccare una sessantenne a Roma in qualche parco che è colpevole soltanto di alzarsi la mattina e portare il cane a passeggio e violentarla, per esempio, no? Tanto per dire. E adesso noi infatti andiamo a scovare questo galantuomo venuto dal Gambia, il quale, come sapete, è venuto fuori che questo galantuomo, eccolo qui, sempre sulla Verità, non ha uno stupro, ma ben 2 stupri per adesso, a quanto pare, ci sarebbero 2 stupri al suo attivo. E allora andiamo a vedere la pagina della Verità che ci racconta che cosa questo galantuomo, si fa per dire, ha commesso o avrebbe commesso. Eccolo qui. Un momentino che lo ingrandiamo. Perché poi vedete, il crack per esempio non è soltanto che uno va e violenta, magari uno sale su una macchina e falcia 10 persone per strada, tanto per dire, no? Perché la macchina si può tranquillamente usare anche come un'arma, questo lo sappiamo abbondantemente. Eppure, come vedete, 300 pipe in alluminio, magari sono pure marchiate dal comune di Bologna, 3.500 euro di denaro pubblico utilizzati per questa roba qua. Non li potevano usare in sussidi per comprare i libri alle famiglie che non riescono a mandare i figli a scuola, per esempio. Non potevano comprare carta igienica per le scuole dove manca. Non potevano utilizzarli per qualunque altra cosa o per riparare magari qualche buca per strada anziché pigliare e preparare la droga e preparare anzi e offrire la possibilità a questi galantuomini di drogarsi e di rovinarsi ulteriormente la vita. Tutto questo mentre la Meloni nello stesso giorno va a trovare la comunità di San Patrignano. Cioè, vi rendete conto in che mondo assurdo viviamo noi, no? Cioè, c'è la Premier che va a San Patrignano a incontrare i ragazzi che stanno combattendo con coraggio per uscire da un dramma quale la droga. Mentre invece il comune di Bologna non solo non ti dice esci dalla droga, ma viene e ti dice te qua, ti vuoi drogare? Te fuma, divertiti.
Forse io non lo so. Non lo so, forse io mi sbaglio a dire queste cose, ragazzi. Che volete che vi dica? Va bene, allora state un po' a sentire qua il galantuomo dal Gambia che cosa ha fatto. Siamo sulla Verità. Spunta un'altra vittima del Gambiano. Nella notte di martedì scorso, reduce dalla prima aggressione, l'africano aveva abusato di una donna di 44 anni in via Prenestina dopo averla gettata su un mucchio di rifiuti. Era, a quanto sta emergendo, un violentatore seriale il Gambiano che all'alba di domenica scorsa ha stuprato una sessantenne nel parco di Tor Tre Teste. È stato reso noto infatti che tra le vittime dell'immigrato c'è anche una donna di 44 anni, violentata a una fermata d'autobus in via Prenestina nella nottata di martedì scorso. E chissà che prima di questi due crimini l'uomo non abbia lasciato sulla sua strada altre vittime. Il Gambiano, arrestato dai carabinieri proprio martedì, qualche ora dopo la seconda violenza, ha 26 anni, è muratore per una ditta edile di Guidona Montecelio e residente ad Anzio. È inoltre in regola col permesso di soggiorno, avendo in tasca una protezione internazionale. Era arrivato in Italia nel 2016, non è stato ancora reso noto il nome. Anche la seconda vittima, come la prima, lo ha riconosciuto dalle foto che le sono state mostrate dai carabinieri dopo che si era fatta medicare al Policlinico Gemelli. Era stato proprio il personale dell'ospedale romano a far partire una richiesta al 112 dopo aver visitato la donna. Mi ha chiesto una sigaretta, poi mi ha trascinata in un vicolo dietro via Prenestina e mi ha violentata su un cumulo di rifiuti, ha raccontato la donna. La prima vittima invece era stata aggredita mentre portava a spasso il cane la mattina presto. Mi ha detto che se avessi gridato per chiedere aiuto mi avrebbe tagliato la gola. Il cerchio attorno all'uomo si era andato stringendo ogni ora di più, anche perché aveva rubato alla sua prima vittima un telefonino di proprietà del figlio, senza minimamente preoccuparsi del GPS attivo con cui i militari lo avevano rintracciato. Era infine stato bloccato nei pressi della stazione Termini. Sfortunatamente troppo tardi per impedire che qualche ora prima riuscisse a compiere la sua seconda violenza, nel corso del suo folle peregrinare nella capitale. La testimonianza della seconda donna è stata peraltro ricca di dettagli utili a rintracciare il criminale, a cominciare dagli indumenti da lui indossati. Grazie alla precisa denuncia fornita dalla donna, i carabinieri hanno ricostruito un identikit dell'uomo e l'hanno ricondotto alla stessa persona che poche ore prima era stata fermata dai militari. I carabinieri della stazione di Montemario, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno denunciato il Gambiano e l'hanno portato nel carcere romano di Regina Coeli. L'uomo ha già confessato lo stupro di Tor Tre Teste, adducendo come scusante il fatto di essersi drogato con del crack. Ma guarda un po', che aveva acquistato poco prima al Quarticciolo, altro quartiere Far West dove pusher e immigrati la fanno da padrone, ma dove la sinistra protesta solo contro immaginarie strette securitarie. Quando si dice le priorità, poteva andare a Bologna già che c'era. Allora, vabbè, le 9:53 minuti e 19 secondi, giustamente il titolo della Verità è emblematico, noi li abbiamo accolti, loro violentano, ormai è emergenza, stupratori stranieri. Ma visto che questo signore era stato accolto e ha commesso questo, io ritengo non sia giusto continuare ad accoglierlo. Ritengo sia giusto espellerlo. La cognata di Impagnatiello, eccolo qui, lo aiutò ad abbassarsi il reddito. La cognata di Impagnatiello, ancora la Verità, dovrà risarcire la famiglia di Giulia. La cognata di Alessandro Impagnatiello, ossia la moglie del fratello dell'ex barman che ha ucciso nel maggio del 2023 la fidanzata incinta di 7 mesi Giulia Tramontano, è stata condannata dal Tribunale Civile di Milano a risarcire con circa 25.000 euro i familiari della vittima. Proprio alla cognata di Impagnatiello, un paio di mesi dopo il delitto, fu venduta e intestata l'auto dell'omicida, nel tentativo di far apparire l'uomo nullatenente ed evitargli così di pagare il risarcimento alla famiglia della vittima. In quell'auto Impagnatiello aveva nascosto e trasportato il corpo della giovane. Bocca mia, taci, che è molto molto meglio. Taci, state zitto, Totò, state zitto che è meglio, va. Pagina 8, andiamo a trovare Irene Pivetti. Non avevo i soldi per mangiare, ho fatto le pulizie, preso il cibo alla San Vincenzo, mi hanno distrutto. L'ex presidente della Camera racconta a Oara Borselli il suo baratro giudiziario dopo una condanna a 4 anni per evasione fiscale. Il processo supererà la mia vita biologica.
Sono stati anni difficili? Mi hanno distrutto l'immagine, dice Irene Pivetti, tolto la credibilità che mi ero costruita e annientata economicamente, sequestrati tutti i conti correnti. Pensi che il PM dispose persino il sequestro di una Postepay con dentro 1,09 euro. Come viveva? Non mi vergogno a dire che non avevo soldi per andare a mangiare, non sapevo come andare avanti. Ho venduto tutto quello che poteva ai rigattieri, anche i regali di nozze. Durante il periodo del lockdown per il Covid erano chiusi e capitava di non riuscire a fare la spesa. Quindi cosa fece? Non nego di essere andata a ritirare i pacchi con il cibo in scatola e lattine alla Caritas San Vincenzo. Poi ho trovato una cooperativa di ex detenuti, la Max Servizi, in uno scantinato. Mi sono messa a lavorare per loro. Che tipo di lavoro? Inizialmente facevo le pulizie, poi mettevo in ordine. Ho iniziato come volontaria e poi mi hanno riconosciuto uno stipendio di 1.000 euro al mese. Quando l'ho ricevuto non potevo crederci, finalmente avevo i soldi per mangiare. Che esperienza è stata? Per me straordinaria, sarò sempre riconoscente a loro che mi hanno teso una mano in un momento in cui tutti la ritraevano. Mi spieghi meglio? Ero diventata come appestata, nessuna azienda accettava che facessi consulenza, la politica sparita. Mi sono ritrovata completamente sola, senza sapere come tirare avanti. Prova rabbia per essersi sentita abbandonata? Non ho niente da rimproverare a chi mi ha voltato le spalle. Umanamente li comprendo perché la macchina giudiziaria fa troppa paura. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Io vorrei abbracciare questa donna. E sapete perché? Perché non è un piagnisteo, ma sta raccontando queste cose con serena, levigata dignità. Dignità e dignitosa povertà. Permettete, io ho rispetto per questa donna che si chiama Irene Pivetti. Non so voi, ma perché questo accanimento contro di lei? Qualunque innocente che finisce sotto accusa pensa un complotto. Quando ti fanno come hanno fatto a me e a tanti altri, la tua vita è finita. Diventi il nulla, sbattuta completamente fuori dalla società civile, privata di ogni tipo di diritto. Diventi nuda senza difesa alcuna, ma io penso che non sia un complotto. E cos'è? Ho scoperto, vivendoci dentro, che la macchina giudiziaria ciclicamente è una macelleria. È più predisposta a fare sacrifici umani che cercare la verità. Poi ci sono magistrati, avvocati, PM che eroicamente servono alla giustizia. E poi ci sono i cattivi magistrati. E ci sono i magistrati che si barcamenano. Ma il problema è... scusate un attimo. Ma il problema non sono loro, è la macchina. È una macchina fatta per ruzzolare e tirar giù con sé le vite degli altri. Ti riempiono di botte, tu non puoi rispondere, sei completamente impotente. Qualunque cosa dici sarà usata contro di te. Nei documenti giudiziari si scrivono cose incredibili, offensive, illogiche, false. Non ce l'hanno con me, è la macchina che è fatta così. Presunzione di innocenza? Inesistente. Esiste solo la presunzione di colpevolezza. Quando finisci in questo sistema distorto non sei più umano. Qualunque cosa tu faccia diventi perverso e tutto viene riportato in modo perverso. Poi spesso arrivano le assoluzioni, succede a tanta gente che viene assolta dopo 10 anni o 20. Io arriverò almeno a 70 anni per avere la verità. E poi che faccio? Ricomincio a 70 anni? Si rimprovera qualcosa? Ho pagato tutte le tasse e mi accusano di evasione fiscale. Ho rispettato tutti i contratti, ho tenuto in piedi le mie aziende e mi accusano di fallimento. Ho rivenduto delle macchine a un prezzo superiore a quello che avevo pagato? Sì, ma credevo fosse questo il meccanismo del commercio. Leggerezza nessuna? Sì, fare impresa. Si è indebolito il suo senso dello Stato? No, si è rafforzato. L'Italia mi ha dato tanto. Vorrei che i giovani recuperassero il senso dello Stato. L'ha aiutata la fede? Sì, mi ha aiutato a dire non mi cambieranno. Spiace. Poi racconta come ha conosciuto Bossi, scrissi una breve analisi del fenomeno Lega e gliela mandai. Bossi lesse il suo piccolo saggio? Sì, mi chiamò al telefono e mi invitò nel suo ufficio di Milano. Mi disse, bene, tu ti puoi occupare dei cattolici della Lega perché noi prendiamo un sacco di voti cattolici, ma non ce ne intendiamo molto. Ho letto che tu queste cose le conosci e le senti. Poi nel 92 lei entra alla Camera e scoppia Tangentopoli. Sì, un biennio politico interamente consacrato a Tangentopoli. Tutto il dibattito era concentrato lì, una stagione di macelleria, non di rinnovamento.
Pochi casi di corruzione, molti di diffamazione, carcere, delegittimazione del Parlamento e della politica, un disastro. Furono anni brutali, però viverli dall'interno era estremamente appassionante. L'Italia ha dato una prova di grandissima tenuta democratica. Come definirebbe Bossi? Un grande leader politico, all'epoca era un genio con sprazzi di follia. Sul piano personale aveva un carattere infernale. Lei è stata la più giovane presidente della Camera. Qual è il ricordo più vivido di quel momento? Il discorso di insediamento, mi è stato chiaro il senso di quella presidenza. Rappresenta un obbligo di garanzie per tutte le parti. Lo senti nelle ossa questo dovere, sei a disposizione dello Stato. Ha avuto rapporti stretti col Presidente della Repubblica Scalfaro? Una volta chiamò me e il Presidente del Senato Scognamiglio per stilare insieme un documento di indirizzo al Parlamento. Dissi: se lo facciamo o delegittimiamo il Parlamento o delegittimiamo noi stessi. Alla fine la spuntai e scrivemmo giusto poche righe che non dicevano niente. In quel periodo per una giovane donna c'era poco spazio all'apice dello Stato. Ora Meloni, Schlein. Finalmente sdoganate le donne. Sono molto contenta che Giorgia Meloni sia Presidente del Consiglio. Sta lavorando molto bene. Le manca la politica attiva? Le stagioni della vita passano. Se le dovessero offrire un incarico possibile, lo rifiuterebbe? Ride e non risponde. Sono le 10, pausa e ci sentiamo Milva, La Filanda 1971 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Cos'è questa vita fatta adesso? Tu giri col calesse ed io non ce l'ho. Cos'è questo padre che comanda? Mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è questa grande differenza? Se non facevi senza di questi occhi miei. Perché nella mente del padrone hai il cuore di cotone, la gente come me. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Ormai lo so, tutto il mondo è una filanda, c'è sempre chi comanda e chi ubbidirà. Però, se l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne ho anch'io la metà. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Hai l'amore, che cos'è? Au 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 Oh, e rieccoci qua alle 10, 4 minuti e 18 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Vediamo un po' le zappe che sono arrivate. Buongiorno, Merz dice che il peso sociale è insostenibile in Germania, un aumento da 47 miliardi. Poi il ministro delle finanze tedesco a Kiev dice che hanno già contribuito per 50 miliardi alla guerra. Tutto bene, Marco? Poi ancora, chi non dà valore a ciò che possiede perché non gli è costato nulla ottenerlo, e se accetta che gli rubino oggetti che sono ricordi di una vita significa che non ha sentimenti. Antonia.
Ancora, che dire, il pensiero buonista che tutti possono essere recuperati ormai a dei livelli che forse non c'è più tempo per rimediare. Ma guarda, questo non è buonismo, questa è civiltà. Buonismo è dire, vabbè, ti droghi e continua a drogarti. Così ti passa. E questo è il buonismo, che è completamente senza senso. Avete ascoltato intanto Milva con La Filanda 1971. Permettete due cose, poi apriamo il telefono allo 0292947222. La prima, Italia Oggi, lo vedete qui, Roberto Giardina, in Germania se si andasse al voto l'attuale governo non avrebbe più la maggioranza. Oggi l'AfD è il primo partito, l'estrema destra ha guadagnato 5 punti in soli 5 mesi. Non si può negare che i tedeschi abbiano punito il lavoro del nuovo governo da 4 mesi al potere. Anzi, il distacco è ancora più inquietante rispetto alla sola CDU, il partito del cancelliere che alle elezioni è giunta al 22,6%. CDU e CSU, che formano l'Unione Cristiano-Democratica, sono di fatto due partiti diversi. I cristiano-sociali della CSU si presentano solo in Baviera e hanno ottenuto il 6% perché il risultato si calcola a livello nazionale. I bavaresi sono spesso in disaccordo anche oggi col più forte partito fratello. La Germania al momento sembra sulla strada della Francia. Emmanuel Macron non è più sostenuto dai francesi. Il suo governo è di minoranza e il presidente francese cerca di conquistare il ruolo di leader autorevole e forte sulla scena internazionale. Se si votasse domenica prossima, l'attuale coalizione a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici non avrebbe più la maggioranza. Adesso governa con 12 seggi in più rispetto al minimo di 316. Difficile fare i calcoli, si spera, come avvenuto in passato, che al voto nazionale gli elettori si spaventino e compiano una scelta moderata, ma i tedeschi stanno cambiando. Finora Merz ha agito da Auslandkanzler, un cancelliere che si è occupato di politica estera. Ora invece deve cominciare a preoccuparsi dei problemi interni, commenta la Frankfurter Allgemeine. Merz aveva promesso di dimezzare i voti dell'AfD e non c'è riuscito neanche in minima parte. Viene accusato dagli alleati socialdemocratici e da una parte dei suoi deputati di aver spostato la CDU troppo a destra, imitando gli estremisti dell'AfD. Vuole tagliare gli aiuti ai profughi, ha ordinato di controllare le frontiere, ma in concreto i risultati sono minimi. Non è un caso che insieme alla conquista del primo posto da parte dell'AfD, anche la Linke all'estrema sinistra per la prima volta ha superato i Verdi, seppure di poco, l'11 contro il 10,5. In ultima analisi, i tedeschi delusi dai partiti tradizionali sono tentati dalle estreme. L'SPD non convince al 15 e secondo altri sondaggi persino al 13 non è più, e da tempo, un grande partito popolare. Nel 98 Gerhard Schröder riuscì a battere dopo 16 anni Helmut Kohl con oltre il 40%. Poi è iniziato il declino. Nel 21 Olaf Scholz vinse col 25,7%, pochi voti di vantaggio sulla CDU-CSU, ma ha fallito ed è stato costretto a elezioni anticipate, evento molto raro in Germania. Oggi, come dimostrano le analisi di voto, 1 milione di elettori dell'SPD sono passati all'AfD. Erano tutti neonazi a loro insaputa? Votano a destra per protesta contro i loro politici che trascurano i problemi sociali. I socialdemocratici tedeschi, se non riusciranno a invertire la rotta, sembrano avviati al declino, sempre come i socialisti francesi, ridotti al 6%. Criminalizzare chi compie una scelta certamente non condivisibile è un boomerang, ottiene il risultato opposto. Eppure si continua a chiedere che il Verbot, il divieto dell'AfD, perché è antidemocratico. Ma la Corte Costituzionale finora è contraria. Non si può mettere fuori legge chi la pensa diversamente fin quando non inciti alla violenza e alla rivolta. Lo fanno in realtà da alcuni leader, ma Alice Weidel, la capa del partito, appartiene all'ala moderata. Chiudiamo con un pezzo molto libidine, perché voglio chiudere con la capannina, anche perché è la penultima rassegna stampa di questa lunga estate che abbiamo attraversato assieme. Andiamo a pagina 21. Eccolo qua. Gerry Calà, capannina casa mia, ora spero che Armani compri anche me. Re Giorgio acquista lo storico locale di Forte dei Marmi, nell'83 ci girammo Sapore di Mare, da allora mi sarò esibito lì 600 volte. L'amicizia tra me e il patron Gerardo Guidi mi ha pure organizzato la luna di miele.
Perché ridacchia? Ancora oggi nelle mie serate alla Capannina con sottofondo musica di Cocciante racconto quella scena e quando sul finale dico Marina sei sempre la più bella scoppia il delirio. Con Gherardo Guidi che ha gestito il locale per 47 anni ed è morto lo scorso ottobre siete diventati grandi amici. Gli ho voluto tanto bene, mi manca tantissimo. Sa che devo a lui la mia seconda carriera? In che senso? Anni 90, dopo Sapore di mare penso soprattutto al cinema e lui un giorno mi dice ma perché non provi a fare lo showman? Ti puoi esibire qui alla Capannina. Gli rispondo che non saprei perché in passato ho fatto solo cabaret e decidiamo di fare una prova. La serata è un successo della Madonna e così il mio diventa un appuntamento fisso con serate musicali intitolate Sapore di mare, caratterizzate dalle musiche degli anni 70 e 80. E il rapporto con Guidi diventa sempre più stretto. Il 5 settembre 2002 mi sposa a Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, e lui è presente. Però teme che io parta per il viaggio in nozze e saltino le serate in programma. Allora mi dice, Jerry, i festeggiamenti te li organizzo tutti io. E mi offre la luna di miele a Forte dei Marmi, prenotando l'hotel più bello e i ristoranti più lussuosi. Jerry chiude gli occhi per un attimo e pensi a lei e Guidi alla Capannina. Cosa rivede? Le chiacchierate prima degli spettacoli, che non iniziavano mai prima dell'una di notte. Io e lui sul retro a parlare di tutto e ricordare i grandi artisti passati dal locale negli anni. Mi raccontava di Gino Paoli, Patti Bravo che ogni tanto faceva i capricci e doveva andare a prenderla in albergo, e poi della grande Gloria Gaynor, forse una delle cantanti più importanti che sono salite su quel palco. Era una grandissima bussola. Jerry, un'ultima curiosità, qual è l'angolo della Capannina a cui è più legato? C'è una piccola porticina che dal camerino dà sul palco, per me è magica. La apro e all'improvviso mi trovo davanti tutto il pubblico. Ogni volta è un'emozione unica. Ciao! Immenso, immenso Jerry. Ah, Zaia che si incazza, questa ve la voglio pure leggere perché Zaia è buono e caro, ma stavolta si è incazzato forte. Eccolo qui. Zaia perde la pazienza, sempre sul Libero, Daspo ai turisti cafoni, il governatore propone l'espulsione dalle città per chi non rispetta i luoghi. Basta, il Veneto non è un Luna Park, il problema è ormai nazionale. Zaia, irritato dagli ultimi episodi padovani, ha alzato il tono, c'è un limite a tutto, non siamo un Luna Park. Il Veneto è la regione dei record nel turismo, ma non può e non vuole diventare terra fertile per il turismo cafone. Accogliamo chi porta rispetto, chi viene per conoscere, apprezzare, magari tornare, ma a chi pensa di ridurre le nostre città d'arte, i nostri paesaggi a sfondo per bravate da social, diciamo che non sarà tollerato. Il governatore ha rilanciato così l'ipotesi di applicare anche ai visitatori indisciplinati il DASP urbano, strumento nato per allontanare i tifosi violenti dagli stadi e che in altre città è già stato esteso a chi disturba la quiete o danneggia il patrimonio. Sono più che favorevole, ha sottolineato Zaia, a strumenti normativi che prevedano anche il DASPO per chi viola il decoro dei nostri luoghi di villeggiatura in modo pesante, ripetuto e con palese disprezzo della comunità. La linea dura però non convince tutti. L'assessore al turismo di Padova, Andrea Colasio, pur stigmatizzando i comportamenti incivili, ha frenato sull'uso del DASPO. È come voler uccidere un cardellino con la mitragliatrice. Sono più propenso a valutare un approccio sanzionatorio a livello di multe. Il DASPO mi pare francamente eccessivo, dato che parliamo di un problema di decenza e non di ordine pubblico. Con questo terminiamo la rassegna stampa con un'ultima cosa. Io non mi cito mai nella rassegna stampa, ma oggi lo voglio fare perché stamattina sono, come ogni giovedì, su Italia Oggi con il filo di nota. Il filo di nota è un editoriale che ogni giorno viene stilato dalle firme di Italia Oggi. Il giovedì tocca a me. Ve ne leggo solo un pezzettino, poi apriamo il telefono allo 0292947222. Mentre tanti scappavano verso spiagge, montagne, divertimentifici vari, ho avuto il piacere di continuare a scrivere per questo giornale e condurre i miei programmi su Radio Libertà. La vorrei ringraziare perché tiene compagnia a noi anziani che in ferie non possiamo andare, mi ha detto il signor Piero, un giovane di 85 anni. No, grazie a voi per avermi permesso di entrare a casa vostra e mi avete dedicato il vostro tempo. Ci siamo fatti ottima compagnia, almeno per quanto mi riguarda. Al piacere l'anno prossimo di rifarlo ancora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura.
Bene, chiudiamo qua la rassegna odierna. Io tolgo la condivisione schermo, amico Frank, e apriamo il telefono allo 0292947222 se lor signori vogliono essere graditi ospiti. Io sono qua e vi accolgo con mucho gusto. E abbiamo infatti la prima telefonata alle 10:15. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oi, paesa, e allora? Allora ti dico questa. Allora, la bella trovata del sindaco di Bologna è l'ennesima dimostrazione di quanto le sinistre italiane, che siano PD, che siano VS, che siano grillini, detestino gli italiani corretti. E in questo semplicemente perché noi lo vediamo tutti i giorni e da tanti anni sono sempre disposte a giustificare e tutelare chi si comporta in maniera non corretta, non legale, a fronte, come hai detto te, di noi che invece siamo regolari in tutto, perché paghiamo le tasse, perché rispettiamo la legge, perché subiamo le angherie di certa legge. Lo ha detto anche la Pivetti. Io posso magari non condividere molte cose della Pivetti, però purtroppo lei sta pagando tante cose che sono frutto dell'ignavia della politica di centrosinistra che ha governato tantissimi anni in confronto a quello che è poi praticamente da quando siamo diventati Repubblica. Prima perché era DC, che comunque aveva consegnato l'Italia dal punto di vista culturale e dell'istruzione, nonché della magistratura, alle sinistre, purché la lasciassero governare. Poi quando il PC è diventato PD ed altra cosa, tant'è che a testimonianza, e poi chiudo, di quello che è diventato oggi non più un partito comunista, ha perfino tolto la quercia dal suo simbolo, quindi è tutt'altra roba. Quindi noi italiani che rispettiamo la legge siamo costretti a subire, mentre chi la legge la violenta tutti i giorni, e anche il discorso legato ai bambini nomadi, purtroppo la signora che è stata ammazzata da chi guidava quella macchina un paio di settimane fa ne è l'ennesima giustificazione. Un saluto da Antonella, ultima cosa. Antonella, io sono contento che tu sia venuta a vedere la mia città, che rimane una bella città, ma che non è più sicura come era 30-40 anni fa, dove una ragazza davvero poteva camminare da sola alle 2 di notte senza correre alcun rischio. Oggi anche Mantova ha delle facce in giro tutt'altro che raccomandabili e non sono facce di italiani. Ciao, grazie Antonino. Grazie a te, altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Sì? Sono io, aspetta un secondo solo per la radio. Maresciallo, abbassi la radio per cortesia. Eccolo qua, infatti l'ho staccata. Sono Ben il trovato. marinaio sono io il marinaio non camminatore perché piove stamattina, quindi sono in qui. casa. Però io non voglio parlare di cose tristi. Tu hai parlato della Capanina, tu sai che dall'altra parte c'era la buczola delle focette, in poche parole, Sì. no? In Versilia. E alla buczola si esibirono negli anni 60, si esibivano Peppino di Capri, dei Brutos tra le varie cose. Io sono il biografo ufficiale perché sono molto amico dall'infanzia. Sì, io sono amico d'infanzia di Jerry Bruno, Ettore Capaldo Bruno, delle case. Ma Aldo Maccione che fine ha fatto allora? Lo chiedo a te. Sì. Aldo Maccione. No. Aldo Maccione è diventato un grande attore in Francia, sì, altro che, per la carità. Maccione andò via già ai tempi che furono, però vive in Francia. Notizie non ne ha più dato perché aveva un carattere molto particolare, nel senso che non era l'amicone, non una volta sola si presero anche a botte, comunque a parte quello, però lui mollò i Brutos già dai tempi che furono, quindi già negli anni 60 ancora. Poi si diede al cinema e fece un buon successo nel cinema. Sì. Diciamo che dei vecchi Brutos praticamente l'unico, a parte Maccione, che è ancora in vita è Jerry Bruno, che abita a Milano, adesso dunque lui è del 40, aprile 40,
quindi a 85 anni. Tu pensa, quando era ancora viva mia moglie, tutte le estati, eccetera, veniva qui da me a casa mia, stavo una settimana qua, andavamo a Torino a cercare i grandi amici, a salutare tutti, era un bel giro comunque, no? Comunque, vabbè, altri tempi, e poi io gli ho fatto il sito, gliel'ho fatto io in poche parole, 15 anni fa più o meno, giù di lì, e comunque siamo sempre in ottimi e grandi rapporti. Logicamente a 85 anni non è più campione di rock and roll, ma è bello sentire ogni tanto racconta tutte le sue storie, c'è da morire. E volevo dirti questo, no, sul fatto del discorso della bussola. Negli anni 60 c'era Bernardini, no, che era il gran capo, se non vado errato, io vado a memoria, attenzione, e allora volevano invitare Elvis Presley. Allora telefonarono verso le 2 o le 3 del mattino, telefonarono al colonnello Parker per dirgli se voleva mandargli Elvis, perché il 61 era, voleva mandargli Elvis Presley d'Italia. E quello dice, guarda Bernardini, dice, io sono disposto a dargli $100.000. Nel 61 $100.000 era una cifra stratosferica. Al che il colonnello rispose, ok, 100.000 vanno bene per me, e ad Elvis quanto volete dare? Al che l'altro tirò giù il telefono e dice, ma va a comprarti un carciofo tu, Elvis Presley e tutti gli altri. Comunque poi ci sono degli aneddoti. Uno dei miei amici era il tecnico elettronico, quello che seguiva, praticamente loro avevano 2 impianti per non stare mai fermi. Se succedeva un guasto lui interveniva, metteva a posto tutte quante le apparecchiature elettroniche. Poi mi ha raccontato quando veniva a Josephine Baker, che mandò in Svizzera a prendere i suoi microfoni perché non voleva assolutamente usare altri microfoni, ma di cose se ne sarebbe da raccontare fino a domani, dai. No, ma comunque bella quella del colonnello Parker, alla faccia del caciocavallo, $100.000 erano per lui, e per Elvis quanto gli volete dare? Pazzesco, vabbè, dai. Ok, non vado sulla politica perché mi sono stufato. Vi ringrazio molto dell'attenzione, ti saluto e ciao ciao. Ciao, ma che bella storia che ci ha raccontato il nostro Albino, il nostro maresciallo in congedo della Marina Militare Italiana, sempre un numero 1. Comandi maresciallo, allora, le 10:22 minuti e 10 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, signore e signori, il telefono è sempre aperto allo 029294 7222, oppure se volete mandare le vostre zappe 340 670 9659 e ci raccontate un po' le vostre. Anche di giorno, mi scrive qualcuno, è diventato pericoloso andare in giro, non solo di notte, borseggiatori e delinquenti ovunque, giorno e notte. Ancora, ecco la risposta al PD di Bologna: la sinistra non vuole un popolo istruito ma un popolo ignorante e anche drogato. Gio da Torino. La Pivetti, dopo la protezione di Bossi, ha tenuto per anni l'ufficio in Parlamento e tutti i benefit, poi la TV di Berlusconi come starletta e poi imprenditrice di corridoio, meglio tacere. Sì, ma le hanno anche sequestrato tutti i conti, quindi, ed è dovuta andare a lavare scale. Insomma, io direi che fare i puntuti dopo che una persona ha attraversato quello che ha attraversato, anche no. Ancora, la Pivetti dovrebbe avere il vitalizio del quale possono trattenerle solo un quinto per debiti. Fino a non tanto tempo fa diritte alla scorta, e per finire mi meraviglio che, essendo sua sorella Veronica un'attrice di successo, l'abbia lasciata andare alla mensa pubblica quasi. Antonia. Non sappiamo quali siano i rapporti tra le due. Migranti, ondata di sbarco in Sicilia, Vatican News, 800 arrivi in 24 ore. Dove ci faranno andare noi cittadini italiani per salvarci da questa continua invasione di gente non cristiana? Altre 2 telefonate. Pronto, chi è là? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, perfettamente, prego. Buongiorno Tonino, grazie per Mario, siamo da Varese. Buongiorno. Appunto, la ringrazio per la compagnia che ha fatto quest'estate. Quando posso sentire la radio la sento e mi fa piacere sentirla. È stato un piacere per me, mio caro, prego. Volevo appunto, riguardo appunto i rom, i vari, adesso questa qui che ha detto stamattina di Bologna che gli danno il coso per drogarsi, lì non so bene cosa sia, perché però cioè, è proprio l'ennesimo, cioè proprio l'apice della sinistra. Cioè qui praticamente, ma bisognerebbe secondo me dirlo bene,
Cioè, attenzione che se votate questa gente voi riempite l'Italia di drogati, senza tetto, gente che ti occupa la casa, nomadi, bosseggiatori. Cioè, perché alla fine uno come Conte, che il reddito di cittadinanza sembra Conte la qualunque. Io quando lo sentivo che dava bonus, dico, ma allora questi soldi, l'Italia è piena di soldi. Cioè, c'è dei cretini a lavorare. Cioè, questo da bonus a destra e a manca, il reddito di cittadinanza, ti dà il monopattino, ti dà tutto. Allora cosa andiamo a lavorare a fare? Andiamo là da questo. Cioè, ma che idea che abbiamo che vorrebbe governare? Cioè, a me c'è gente distaccata completamente dal mondo reale. Io posso garantire che noi, cioè, mio fratello, da quando siamo bambini che lavoriamo, si fa una fatica della Madonna. Adesso poi il lavoro non c'è, i soldi sono anche meno. Sinceramente non so da qui andare avanti. Io ho 60 anni, non so da qui andare avanti. Invece di andare a star bene, qui c'è da ricominciare da capo come una volta. Non so, ho perso proprio la volontà, perché il lavoro non c'è più neanche le forze, perché avendo una certa età non hai più 20 anni da poter correre come prima. Non so veramente. E questi ti promettono ma cosa? Che qui arriva le tasse da pagare, le bollette e tutto, e non sai dove andare a prenderli. Ma non so, dico, ma questa gente è scollegata veramente? Non lo so. Vabbè, grazie ancora Antonio della compagnia che hai fatto. Grazie a te carissima, buona giornata. Altra telefonata. Pronto? Sì? Sì, ciao Antonino, sono Lorenzo da Como. Oi, buongiorno. Ciao. Approfitto che sono in ferie perché purtroppo negli altri orari, se vado a lavorare, non riesco a ascoltarti. Ti ascolto un po' in replica però, quindi un po' riesco a seguirti. Una cortesia, Antonino, avevo scritto un messaggio, forse passato un attimo di lato, sul fatto che chi commette un reato debba essere comunque tenuto al risarcimento del danno per le vittime. Allora proponevo il fatto che bisognerebbe... Quando l'hai mandato perché non lo vedo? No, eppure lo vedo già spuntato e comunque niente, te lo ripeto adesso così ne parliamo insieme e approfitto anche per salutarti. Sul fatto che uno è tenuto a risarcire un danno alle vittime o eventualmente ai familiari in caso di omicidio. Allora proponevo il fatto che bisognerebbe dare la possibilità a chi è condannato di poter produrre un reddito. Poi come e in che maniera non lo so, se fosse in carcere non so, diventa difficile. Cioè, questa possibilità deve essere data perché bisogna risarcire le vittime, bisogna risarcire vitto e alloggio nel carcere per queste persone, e poi ho aggiunto un terzo motivo che potrebbe essere quello di contribuire alle spese pubbliche per la sicurezza, forze dell'ordine eccetera. Quindi bisognerebbe dare la possibilità appunto al condannato di poter produrre un reddito. In che modo non lo so. Iniziavo a dire, una proposta iniziale potrebbe essere quella di dire gli do una bicicletta che produca energia elettrica e così quantomeno qualcosina contribuisce. Certo, so che è poco. Non volevo parlare di lavori forzati perché ovviamente mi sembra una cosa un po' fuori dal tempo, però un'idea potrebbe essere quella che il condannato deve comunque essere messo in grado di produrre un reddito per risarcire quando non ha niente, o come nel caso del Pagnatiello, che abbia venduto prima le sue cose per apparire monotenente. Ecco, tutto qua, volevo un tuo commento e proporre qualche idea per poter rimediare a queste storture. Ecco. Grazie intanto. Guarda, il punto è questo, già comunque si fanno delle attività in carcere e così via, però è altrettanto vero che quando si viene condannati a risarcire per milioni di euro, che lavoro dovrebbero fare i broker di borsa? Che dovrebbero fare per pagare milioni di euro? Cioè, tante volte sì, la premessa è giusta, però credo che non ci sia il modo per applicare questa cosa. È proprio questo il punto, è che poi si crea questo cortocircuito, dopodiché i soldi o non arrivano, o deve pagarli la collettività, oppure non si sa, è sempre lì il discorso. Va bene, allora bella gente, si sono fatte quasi le 10:29. Io direi che potremmo tirare i remi in barca per oggi e quindi vi facciamo sognare, sì, anche perché poi dopo Cainarca va boffa di minuetti, quindi io voglio concludere nel modo più poetico e polemico possibile, quindi Richard Sanderson, Reality 1980, e con questo pezzo siete autorizzati a sognare. Noi ci ritroviamo alle 12 con Capitaneria di Porto, stavolta alla Capitaneria oggi arriva il capitano, cioè Matteo Salvini, con i suoi interventi al meeting di Rimini, e se no domani alle 8:30 sulle magiche onde di Radio Libertà.
A tra poco con la supposta e Onda Libera di Giulio Cainarca. Oh yeah!